Io ho avuto la diagnosi della malattia nel 2014 di un linfoma di Hodgkin e la prognosi di questa malattia è molto positiva, quindi si pensava che dovessi semplicemente fare dei mesi di terapie e si sarebbe risolto. Purtroppo non è stato così, ho avuto ricadute e sono arrivata a fare un autotrapianto di midollo che purtroppo non ha risolto neanche quel problema e alla fine appunto ho dovuto fare un trapianto di midollo da donatore. Nel mio caso è stato mio padre, quindi ho fatto un trapianto aploidentico. Aploidentico significa da familiare al 50% di compatibilità. È stata una scelta precisa dei medici? Sì, ero stata inserita nel registro comunque per vedere se trovavo un donatore compatibile, una percentuale buona di compatibilità. Non era stato trovato, ma comunque, vista la tipologia di malattia e la mia storia clinica, si era comunque preferito optare per il trapianto aploidentico perché appunto avendo una percentuale più bassa di compatibilità sembra sia un po' più efficace nell'attaccare, nell'aggredire anche la malattia eventuale residua. Quindi è stata sì anche una scelta proprio precisa dei medici. Il trapianto l'ho fatto a Milano, all'inizio sono stata seguita a Padova, poi mi sono spostata volontariamente a Milano nell'ospedale Humanitas perché un signore di mia conoscenza che era stato trattato lì mi aveva presentato a un medico e sono stata un po' introdotta lì. In quel momento, tra l'altro, quell'ospedale era uno dei 3, se non sbaglio, in Italia che aveva l'accesso ad un farmaco sperimentale di cui io avevo bisogno perché avevo un po' esaurito tutte le linee terapiche e per cui ho preferito spostarmi lì per fare questo farmaco e poi arrivare al trapianto, che è stato fatto nel 2017, nel gennaio 2017. Com'è andata poi? Allora, il trapianto ovviamente non è stata una passeggiata, più che altro io ho avuto parecchi problemi post trapianto, ho avuto anche del rigetto che ho dovuto trattare anche in seguito, quindi nei mesi successivi. Sinceramente ne ho passate parecchie dopo il trapianto, però veramente sono una testimonianza che nonostante tutto sto bene alla fine, quindi è andato bene, la malattia non c'è più, ovviamente c'è qualche conseguenza delle terapie, però insomma il problema fondamentale è stato risolto, quindi sto facendo i miei controlli e quindi sì, posso dire che è andato bene. Per tuo padre si è sentito un eroe a donarti il midollo? Ma mio padre o mia madre, perché ovviamente hanno fatto le tipizzazioni entrambi, anche mio fratello, però sì, per loro era scontato, nel senso nessuno dei due ha battuto ciglio ovviamente. E poi quella volta è stato scelto mio padre perché avevamo lo stesso gruppo sanguigno a differenza di mia madre, quindi sì. Sì, io sì, sono contenta comunque di aver ricevuto dalla famiglia comunque.